tanto non fa effetto. Io sti funerale così triste, ne voglio più. Tu vuoi fare un funerale allegro, allegro. Tu fai una bella paracoli. Andare in tutta la marina. Ora, se non c'era un mio Rita, andiamo a funerale, Maria un mottore Maria, se non c'era mia Rita per Dio, tutto ringraziamo. Tu sai, Girolamo, la tua lontananza, ma mancava mia. Pure a me. Ma senti una cosa, ma fra te e me solo ci sono noi, capisci? Ci sono noi, capisci? Ci sono altride, altride. Altride no, pochi c'è più dolore aromatici. Tu sai, io gioco a se vinco, mi spingi un piattia, ma con l'auto faccio una pazzia. Senti una cosa, ora che siamo qua vicino vicino, fammi capire quanto vuoi bene. Assai, assai. E allora, dammi un bacetto. Capito che dopo un bacio vi dico pure la vista. Anzi, capo, no capo. Mettiamone d'accordo, cao cao. Faccio sì. Pasquale! Sembriani, ma che sembriani. Gli sto mettendo bene. Gli sto chi più, a chiamare tutti i pazzi, morugni e bacetta notti, i momenti supposti. Oh, ma ragazza che devo fare? Ti raccomando, Girolamo, ho fatto bene con me, compare fortunato. Perché? Finché se saccio quando esce lo faccio. Ci dico dottore Chieletti, ti dico pescatolette. Per ora, quando vai, perché mi mangi che sola, Perché? quando ci sono io guida, non è mai sola. Bene compagnia, e due. Ciao, fortunato, ciao. Ciao Pasquale! Mi dissi che una rodella fuori di penale. Pozzo in tu. Ma tu hai una vita io, ora vedi. Ciao! E le pressioni, chi tu si guarisci, gli amici non lavorano. E poi, vieni in vacanza. Ma che ridi con lo zio? No, Pippa. Non credo che stai scattando pure io. E poi, vieni pure io in vacanza e porta a bambola sbrodolina. Papà, ma non potevo fare proprio niente, vero? Manco tu io hanno passato e vado a casa. Niente potevo fare. Chi sto nuovo piano di terapia? Chi non mi rompe la testa mia? Papà, senti un attimo, ma io non sentivo, papà, ma che non esce. E che fai? Puoi lasciarmi solo con chisti? Aspetta, ma le domani.
E tu? Stai facendo tutto, ma faccio partecipare a Sanremo? Un pippo babbo. Una fiona all'hotel, vino nella pizza. Appena sentivo cantare, con io, devo c'era io. Ma qui è stata la pizza? Papà, come fai a non sapere che è Nilla Pizza, papà? La cantante, papà! Nilla Pizza, la cantante! Ah, nella pizza, che diciamo sì. qua una gente cantare un minuccia la pizza. Non mi donna rosa! E vuole! Bravo! Postati, signor! Girolamo! Appena esci! Cattoli sul posti! Ma non chi dessi troppo! Si mettono normale! E stasera, prima d'ombre, ma metto tu! Spero che arriva ci fa senso! E prima non mi vede! Stava a squagliare tutto il mani! La mettere un cucchiarino! Papà, senta mia, mi scemo e lasciamo sole. Mi scemo e lasciamo, sono visto tutte cose ne rompono. Ne interrompono, ni scemi, lasciamo sole, cantavi su posti. C'era che ci vede. Ah, mi toccare! Esprimiti! Che amici deve andare, deve andare a scuola. Che fa? C'è una riunione. I professori. È inutile che ci vai, perché lo stesso abbocciolo. Capiste? Comunque ora che ne esci, chiama il dottore. Ci vuole separare. Ancora casi, spingete! Sì. Ma tanto non Cignetta! Scimpanzé! Mi apprezzato? C'è tutto. E come non te? Da lato o tuo profilo? Fossi! È meglio che restiamo così, senza che ne la diamo. È più bello! E se poi io abbraccio a nausea, tu che fai? Ti ingelosini? Io? Già? Vadai prima! E vicino a mia non mi danno giù! Usarci io, che si può buscare, usarci io. Sai che ti dico? Se avessi sbagliato, avvicinita! Cominciamo e ne abbracciamo! Sì. Come t'abbraccio? Con il braccio destro o con il Con tutti e due! vero io. E qui. Scappato. Stavo da Cernesci.
Caso di caso mio. Ma ci siamo! Sì, siamo riusciti! Siamo riusciti! Come stai? Sono in un cielo! Che fantastico! Tu la volta! E noi domani partiamo. Vi volevo salutare. C'è stato! Che pensieroso gentile! Usavo dottore! Io ci volevo parlarle! Un marito di tesoro! Copreo! Non vedo tanto buono! Diamo sempre un tecchetto nel posto! Non respira buono! E Rita, che è tutta mia vita, ci fa l'aerosole, sotete. A proposito, voi altro come recuperate? Benissimo, benissimo. Sa mio padre, professore dei polmoni. Professore dei polmoni! Fortunato, lui conosce un Cotti? Per questo io nome è tipo un buono cognome. Sì, sì, sì. Gli prego, non si capisce tutta la macchina. Gli prego. Senta una cosa, dottore, ma secondo lei, un marito di mezz'oro, Girolamo, chi è? Spasato? Ma vede, io penso che, diciamo così, lui sta attraversando un momento brutto. Alle volte ci possono essere dei problemi che, diciamo così, si possono tuttavia manifestare in un momento brutto, diciamo così, senza che tuttavia vorrebbe. Proprio quello che pensavo io. Preciso. Lui non dovrebbe tuttavia. Ecco, dottore. Dillo il problema. Io, tuttavia, non la visto a fare. Ma non mi diciamo. Invece, tuttavia, la fa tutta, soprattutto, via dei Marti e si stanca. Eccoci qua. Oh, Marcio, che filecce ragazza. Prego, prego, accomodatevi. Prego, si accomodi. Prego. Come mai qua? Cettina. Sì? E ecco. Vede non manca un figo io volevo. Appena vede Girolamo ci tira un cazzo. Perché Ruguzza si sta sciupando. Come vuoi ci dico? Va bene. Sa signora, noi domani partiamo. Ah sì? E... sì, dobbiamo dire una bambina. Zitti! Parlate in silenzio! Voglio pigliarti, ma piglia! Fortunato, pigliare, Fortunato! Non può venire l'attacco di diarrea! Signorina Rossetta, è la figlia della signora accanto, non poteva fare pure a me, non mi giudicia, oddio! Io non ci faccio più, mio marito sta esaurendo e io stai funnendo! E che se ne stanno fuggendo? Girolamo, vedo che è un poco stanco. Se mi vede tu, Grazie a voi, mio fratello può fare una tesi più precisa. Analizzando questi due tipi, ha capito ancora meglio questo mondo. Un mondo strano, difficile. Girolamo, le auguro un futuro sereno, tranquillo. Se dovesse avere dei problemi simili a suo cognato, sia tranquillo,
la curerò sempre gratis. Che bello futuro che mi ha avuto. Adesso noi togliamo il disturbo. Oh, ma quale disturbo? No, che stupro. Ma Emanuele! Signora, di nuovo! Emanuele! Dottore Emanuele. Dottore Emanuele, lei pensa che il mio fratello può peggiorare o migliorare? È certo che il tempo a mia disposizione è stato poco per capire, tuttavia io ho potuto capire, diciamo così, che la situazione non mi sembra così nella sua fattispecie, nell'apparenza, diciamo così, evanescente, ma è trasportata dal loro mondo, diciamo così, creativo, diciamo così, difficile da capire. È vero, un centedro è proprio difficile da capire. Un angelo, è un angelo! Rimango stupefatta a sentirlo parlare così. Per favore, non ci fare più domande. E la festa? Va bene, noi adesso andiamo. Non dirò, ne sono preso di capelli. Auguri. Adesso noi andiamo, caro, vero? Grazie di cuore, di cuore. Il mio è talmente grande che si espande in tutto il corpo. Andiamo, buongiorno. Questo sarà un dottore Ghiffio. Arrivederci. Non dire più. Sono Rita, che è tutta verità. È una cantante di Piotti. Non dire più. Va bene? Volete sentire di nuovo la voce? No, sapevo! No, Ci sapevo! Giolamo, vedi, il dottore mi disse che sei strano, Cettina, ci passare una vista, dalla testa al cervello. Prevenire è meglio che impazzire. Capiste? Girolamo, ora vai a cattofigodo, io ho letto e un resto mudugna mia. Poi, quando pazione la finisci mangiare, ci fai fare un ruttino e per premio ti faccio un di pommoni belle, d'aria pura. Bene? Quanto è un bagno? Prima c'è io! Ah, fermo! Prima Rita, che tutta me vita, Italia passai catene, senti tu. Senti. Andrea Viccina. No, ce la facciamo vedere da Girolamo. Non te la fanno mangiare latte? Ci buttiste i muschi. Sì. Bravo. Tutti. Vieni, da ciulato. Spingere. Io vengo con te che ti aiuto. Andiamo. Figlia carteggere, caro. Faccio durare! Non lo vuoi? Lo mangio io! Non mi disturbare! Mangia! E poi a fare un routine! Avanti! Mangia!
stupati. Capisci che a fare un rottino. Ma che hai, papà? Ma che te senti male? Belle stupate. Papà! Papà, stai bene? No, brava Girolamo. Stasera, vedi come faccio il bagno stasera. E siccome non ci arrivo la mano, tu vieni e me la risparti. E causa cosa poi? Ciao. Gli spacchi. Un biberò. Pazionica. L'aria pura. Un altro croccanti. Giattina? Sì. Giattina? Sì. E la sta miccerica. Faccio mangiare tutto l'atti e faccio fare un routine. Tutto da bene. Guarda bene, guarda bene. Papà, come vai? Stai scendere. Papà, dove stai andando? Ora. No, ma sembra che t'avevano consumato. Ma che ci picchiava, papà? Disperato, mamma mia, Mattia. No. Ma babbi, aveva seguito io, oppure faceva da lei. E che saccio, non stai capendo niente più io. No, mia babbiava, non può essere, no, babbiava, mamma, stava babbiando cos'è? E marcia tu. Ancora cala Ma stai parlando da banco? io. Ma che stai dicendo? Mamma Denisse ne stava parlando con Pacciotta. Ma si ha una mezz'ora che si vede il tavolo a turare. Pensavo si incazza perché non mangia. Oh santo cielo! Mamma mia! Ci posso credere! Mamma! Oh mamma! Ritorna in te, mamma! Svegliati, mamma! Mamma mia! Ah sì! E poi che ne sta picchiando? No, non lo so, non lo so! E pesci come lo da parlare, ma ci chi ha fatto il telefono? Pronto? Sì, dottore, finalmente! Oddio, sì, sa, la situazione qua è difficile, pesante, ma non vedi? Come? Il piano di terapia si allunga per altre 2 settimane? Perché in ospedale si lavora? Va bene, arrivederci. Madonna santa! Un giudice, mamma! Un giudice, una chi non esce mai! Chi ha fatto cosa? E infatti mi proverai. Papà! Dove stai andando, papà? Girone, come stai andando? A Roma, all'hotel 5 cuori. E poi capite che se quando lo donno, sono tutti sti camerieri.
cantata una canzone da Rita? Buonasera a tutti innanzitutto. Vi ringrazio della presenza così numerosa. È stato per noi un piacere lavorare con un pubblico così attento e partecipe alle nostre gag. Vorrei innanzitutto ringraziare i componenti della nostra associazione. E oltre qui presenti un grazie particolare va a Donatella Caridi, la nostra suggeritrice, a Gianna Famulari, Delfo Emanuele, Tonino Famulari, per le luci, l'audio Salvatore Pennisi e Katia Balena. Vorrei accogliere con un caloroso applauso il nostro autore regista Calogero Maurici, che prego di venire qua sul palco con noi. Il pubblico ogni sera è sempre diverso, quindi non lo so, dovremmo essere ripetitivi, ma cercheremo di non farlo. Già ha detto tanto Salvatore Catalano, rimango sempre veramente più esterrefatto perché ogni sera sono sempre più bravi, sempre che è da una vita che recitano. Per la maggior parte di loro è la prima volta, intanto è così. Siete stati tutti... Siete stati tutti bravissimi. Speriamo che la prossima commedia sia veramente bellissima, diciamo così? Bella tanto quanto questa. Ecco, il teatro è questo, perché ci si diverte e si sta assieme. Come dice Salvatore, siete stati veramente molto partecipi e coinvolti. Noi probabilmente ripeteremo a maggio. Cercate anche di dirlo agli amici, parenti, in modo tale che la sala veramente è nonni, nonnetti, insomma un po' tutti. Pensate, questa commedia l'ho scritta a settembre, erano 7 personaggi, poi sono diventati 9 perché dovevano recitare 9 attori, poi qualcuno ha avuto qualche problema, sono diventate 8. Ecco, l'autore ha anche questo potere di fare morire, vivere e resuscitare, come dice Gianna. Gianna è anche una valida attrice. Comunque vi ringraziamo veramente di cuore e alla prossima. Grazie e arrivederci. Breve comunicazione. Primo, se vi è piaciuta ditelo ai vostri amici conoscenti. Se non vi è piaciuta, facetevela a fare rosce. Infine, noi siamo ospiti delle suore dell'Angeli Riparatrici. Le suore stanno raccogliendo dei fondi per le missionarie in Africa. Sorteggiano un uovo di Pasqua che è posto nei locali delle suore. Il costo del biglietto è €1. Se qualcuno vuol partecipare, il signor Delfo Emanuele e il signor Tonino Famulari hanno i biglietti, eventualmente si vuole acquistare, deve lasciare nome, cognome e numero di telefono, perché loro procederanno al sorteggio domenica di Pasqua e poi chiameranno per dire se ci sarà un vincitore. Che t'ha già detto? Grazie a tutti, arrivederci.